dramma questa mattina a Carpenedo. Un ragazzo di 24 anni, Samuel Francesconi, è stato travolto e ucciso da un treno mentre cercava di attraversare i binari. Incidente in via dell'Elettricità Marghera. Una trentenne di San Donà di Piave alla guida della sua auto è stata travolta da un camion e ricoverata in gravi condizioni. Al porto, all'aeroporto di Venezia, da quest'anno posizionate le innovative trappole per catturare le zanzare tigre infette dal virus della dengue. Un ventenne vicentino si tuffa a Venezia, poi si nasconde, ma la polizia locale lo trova. Maxi multa ed asco urbano come previsto dal regolamento cittadino. Da domani si apre la stagione balneare al Lido di Venezia ed entreranno in vigore gli orari estivi della navigazione con un potenziamento di tutte le linee. 8 milioni e mezzo di presenza all'anno, con una richiesta di interventi di soccorso in aumento nel periodo estivo. Dalla sala operativa del SUEM 118 dell'ospedale civile di Venezia il rinnovato progetto Vacanze Sicure 2024. Gli arancio nero-verdi di Paolo Vanoli affrontano il Palermo nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B e continuano a inseguire il sogno della Serie A. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la cronaca con il dramma che si è consumato questa mattina a Carpenedo, a Mestre. Un ragazzo di 24 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre cercava di attraversare i binari, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Mi sono trovato davanti a una visione proprio brutta. Un giovane di 24 anni, ho letto poi nel giornale, nel comunicato, che è stato proprio travolto da un treno. Erano le 7:09 quando Samuel Francesconi, 24enne di Mestre, è stato travolto dal treno regionale Trieste-Venezia, diretto alla stazione di Santa Lucia, al passaggio a livello della stazione di Carpenedo in via Trezzo. Prima è stato colpito a un gomito dal convoglio, poi sbalzato molto lontano dal punto dell'impatto, come racconta un testimone. Il corpo era una decina di metri steso nei binari verso la parte Mestre, diciamo. Per la procura si è trattato di un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia ferroviaria giunta sul posto insieme alla locale, sarebbe escluso il gesto volontario. Il ragazzo, di origine etiope, figlio dei giornalisti Barbara Ganz e Alberto Francesconi, avrebbe deciso di superare la barriera del passaggio. Forse aveva fretta e credeva di aver calcolato bene le tempistiche per poter passare rapidamente dall'altra parte, o forse credeva in un rallentamento del treno, che però non prevedeva alcuna fermata. Le indagini stanno anche cercando di capire se stesse ascoltando della musica. Chi vive e frequenta la zona sostiene che quotidianamente ci sia chi attraversa i binari senza preoccuparsi del passaggio a livello chiuso, nonostante i numerosi cartelli di avvertimento, sia a piedi che in bicicletta. Passano con il passaggio a livello chiuso. Non scavalcano, c'è chi butta la bicicletta. Non solo a piedi, ma anche con la bicicletta a mano, il motorino. Ed è molto pericoloso, perché è pericoloso per chi viene ucciso, come questa mattina, ma anche per il macchinista del treno, perché qualche pezzo contundente può sfondare il vetro e può uccidere anche il conducente del treno. Queste barriere ai passaggi a livelli ancora di questo tipo, con un passaggio che si può fare a S benissimo, non devono più esistere. Bisogna mettere in sicurezza, lo so che ci deve essere la consapevolezza di non farlo, però la gente a volte non sa nemmeno cosa sia la consapevolezza e perciò dobbiamo farlo noi. Da tempo la Polfer ha dato il via a campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole per mettere in guardia sui comportamenti rischiosi come quello dell'attraversamento dei binari. E un altro gravissimo incidente è avvenuto in mattinata in via dell'Elettricità a Marghera tra un auto articolato, lo vedete, e un'utilitaria guidata da una trentenne di San Donà di Piave. Per causa al vaglio all'incrocio con via Galvani il camion ha travolto l'auto trascinandola per diversi metri e finendole sopra fino a farla finire contro un palo della luce. La donna incastrata tra le lamiere è stata liberata dai vigili del fuoco e trasportata in condizioni critiche all'ospedale dell'Angelo. Sempre per
per la cronaca. Aveva acquistato casa e terreni per un valore di 200.000 euro con i proventi dei borseggi compiuti a Venezia. Beni ora posti sotto sequestro dalla Questura di Venezia su provvedimento della Procura. Con la ladra, una giovane donna sottoposta inoltre alla misura della sorveglianza speciale. Anna Maria Parisi. Aveva acquistato case e terreni con i soldi e proventi di borseggi e furti commessi a Venezia per un valore totale di circa 200.000 euro, beni sotto sequestro dal 22 maggio scorso da parte della Polizia Anticrimine di Venezia su disposizione dell'autorità giudiziaria. La ladra, una giovane donna, è stata inoltre sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con durata di 1 anno e 6 mesi, sorveglianza che prevede la non frequentazione di soggetti pregiudicati, la ricerca di un'occupazione stabile con il rispetto degli orari di permanenza nella propria abitazione. Le indagini hanno dimostrato come i soldi utilizzati per l'acquisto dell'immobile e del terreno fossero il frutto di una lunga serie di reati contro il patrimonio e compiuti a partire dal 2017. 17 in totale tra scippi e furti, principalmente solo a Venezia, ma è probabile che ne abbia messi a segno molti di più e non denunciati. Tra i modus operandi della borseggiatrice, la famosa tecnica dell'abbraccio e altri stratagemmi per derubare le vittime di oggetti e orologi di lusso. Una parte delle azioni criminali sarebbero avvenute all'interno dei negozi. In alcuni casi la borseggiatrice avrebbe anche minacciato le persone presenti per indurle a non testimoniare contro di lei. La donna non risulterebbe censita nelle banche dati dell'INPS né in alcun modo percettrice di redditi legittimi, a ulteriore conferma che il denaro a sua disposizione proveniva da attività appunto illecite. Voltiamo pagina, ma sempre con Anna Maria Parisi, perché al porto, all'aeroporto di Venezia, da quest'anno sono state posizionate le innovative trappole per catturare le zanzare tigre infette dal virus della Dengue. A Venezia la parola d'ordine è sbarramento alla febbre da dengue. Da quest'anno posizionate all'aeroporto Marco Polo di Tessera e al porto le trappole per catturare le zanzare tigre e verificare se sono infette con specifici esami in laboratorio. Viene fatta l'analisi per vedere se sono competenti per il virus e se quindi hanno acquisito il virus. Ecco, questa è un'attività tipicamente preventiva. Attività necessaria visto che Venezia è connessa al mondo proprio con il porto e l'aeroporto, dove anche le patologie girano in modo più veloce, per dirla in modo semplicistico. Progetto che si associa a quello storico con la mappatura in tutti i comuni della provincia che avviene dal mese di aprile a quello di settembre. Vengono mappati tutti i tombini, le caditoi, i fossati, viene fatta un'azione larvicida per eliminare le larve prima che queste diventino soggetti adulti e quindi farfallino e possano portare poi dei virus. Con il caldo in arrivo anche le cosiddette febbri estive. La globalizzazione ci ha lentamente portato a contatto con dei virus che qui non giravano e quindi il tentativo e il lavoro che stiamo facendo è quello di fare barriere in maniera che non entri e non diventi endemico anche da noi. Primo tuffo cafone della stagione a Venezia, si tratta di un 20enne vicentino scoperto dagli agenti della polizia locale che l'hanno visto in acqua, ma quando sono arrivati nel Rio di San Zandegolà il ragazzo era già riemerso provando a nascondersi in una calletta laterale. I piedi bagnati, la pavimentazione veneziana rivelatrice l'hanno però tradito e gli agenti l'hanno trovato ancora zuppo. Per lui è scattata una multa da 450 euro e un ordine di allontanamento dal territorio comunale, 48 ore di daspo urbano come previsto dal regolamento cittadino. E da domani si apre la stagione balneare al Lido di Venezia e entrano in vigore i nuovi orari. Lorenzo Maier fa il punto. Da domani entra ufficialmente in vigore l'orario estivo di tutte le linee di navigazione del trasporto pubblico AVM CTV a Venezia. L'azienda di trasporto pubblico locale ha potenziato tutti i servizi su indicazioni dell'amministrazione comunale. In particolare ci saranno più collegamenti con il Lido di Venezia, dove proprio domani si apre la stagione balneare sulle spiagge in previsione di un auspicato boom di affluenze e di presenze. Domani sabato 25 maggio parte l'orario estivo della navigazione, ci saranno molte più linee
per il centro storico, tante arriveranno al Lido perché abbiamo attivato le nuove balneari, anche la linea 2 arriverà fino al Lido, si presume che all'incirca dal Lido partirà una barca ogni 150 secondi. Per la CTV lo sforzo sarà massimo, metterà in acqua l'intera flotta, sarà maggiormente servito tutto il centro storico e le isole, con il Lido sorvegliato speciale. Obiettivo: ridurre le attese dei passeggeri e i pontili. Il programma dei trasporti continuerà così per tutta l'estate fino dopo la mostra del cinema, e ai pontili ci saranno in servizio anche vigilantes per evitare e prevenire eventuali intemperanze dei passeggeri. Essendo una località estiva di villeggiatura e anche turistica, ha bisogno chiaramente di portare via tanta gente verso il centro storico, ma anche il centro storico appunto viene incrementato nelle sue linee. Insomma, siamo usciti dalla pandemia e siamo ritornati ai servizi pre-pandemia, anzi a qualcosa di più. Parte dunque la stagione balneare, scatta anche il protocollo vacanze sicure. 8 milioni e mezzo di presenze all'anno, con una richiesta di interventi di soccorso in aumento nel periodo estivo. Con la forte pressione turistica sulla città di Venezia e i nuovi grandi eventi alle porte, con tra gli altri l'imminente visita del capo di Stato Sergio Mattarella e i vicini concerti estivi in piazza San Marco, senza dimenticare la visita del Santo Padre dello scorso 18 maggio con il successivo G7, in città si rende ancora più impegnativa l'attività della macchina sanitaria per garantire i servizi di emergenza e urgenza nell'ambito del progetto Vacanze Sicure ULSS 3 Serenissima. Ormai Venezia è un luogo di incontro e in questo incontro si realizzano delle concentrazioni di persone, di eventi tali per cui il sistema deve essere sufficientemente dimensionato, ma soprattutto sufficientemente preparato per affrontare queste situazioni che da eccezionali stanno diventando ordinarie. Ma non basta. Venezia, sede di riferimento regionale per le grandi emergenze e da cui parte il coordinamento lungo tutto il territorio. Certo, e questo, diciamo, in un certo senso ci dà orgoglio, ma soprattutto ci dà un grandissimo senso di responsabilità, perché per tutta una serie di emergenze noi abbiamo la grandissima responsabilità di arrivare nel tempo giusto, nel modo giusto e soprattutto con le professionalità corrette e formate per dare una risposta precisa a quelli che sono i bisogni della nostra utenza. Ritorniamo a occuparci di maltempo con l'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccin, che fa il punto della situazione e punta il dito contro la burocrazia. Abbiamo avuto due eventi particolarmente rilevanti, uno la settimana scorsa e uno questa settimana, ma inframmezzati e anzi anche nella giornata di ieri, in quella di oggi, ci sono dei fenomeni temporaleschi che non aiutano. E i fenomeni sono stati molto rilevanti, i dati di ARPAV ci dicono che precipitazioni piovose così rilevanti nel mese di maggio sono molto rare. Ad ogni modo devo dire che i bacini di laminazione hanno funzionato, hanno fatto il loro mestiere, hanno evitato che si allagasse Vicenza, che si allagassero i centri abitati a valle di Vicenza, però qualche disagio c'è stato perché le precipitazioni sono state rilevanti e perché abbiamo avuto qualche rottura arginale ripristinata in tempo record dai nostri tecnici, che ringrazio, e ringrazio anche le imprese che sono intervenute in condizioni veramente difficili ed estreme H24. Ovviamente adesso c'è la conta dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di emergenza, il Presidente lo ha chiesto già la settimana scorsa, sono già venuti i tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile già sabato e domenica scorsa, adesso stiamo integrando la relazione con gli eventi degli ultimi giorni e dopodiché lo stato di emergenza dovrebbe essere riconosciuto. Negli ultimi 4 anni abbiamo attivato 2527 cantieri, una cosa che non è mai accaduta nella storia di nessuna regione nell'arco temporale che si possa ricordare di questa Repubblica. Aggiungo che noi ci siamo dotati
ormai 15 anni fa di un piano fatto con l'Università di Padova, quello che ha preso il nome di piano Dal Paos, appunto dal nome del professor Luigi Dal Paos, e questo piano vale 3 miliardi e mezzo di euro. Noi abbiamo messo a terra 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi non poca cosa da quando ci sono io. Ovviamente abbiamo fatto molto, ma ancora c'è qualcosa da fare. Tutto questo noi lo facciamo con a volte grave difficoltà, perché dobbiamo fare i conti con i comitati, con i ricorsi, a volte ricorsi proposti anche da sindaci, con le soprintendenze, insomma con tutti coloro che non sono d'accordo con la realizzazione di queste opere. Quindi oltre al reperimento dei soldi, che non è una cosa da poco, c'è anche il problema burocratico di tutti questi ostacoli che devono essere superati. E a proposito di opere di difesa idraulica, andiamo sempre con Lorenzo Maier a Pellestrina. Via i lavori alla diga soffolta di Pellestrina, una protezione di cui si era sentita la mancanza anche in modo drammatico durante la quadrangata del novembre 2019. L'isola da oggi sarà sempre più al sicuro. Si tratta di una diga subacquea. La bella notizia è che proprio qui davanti c'è la diga soffolta, quindi sono iniziati i lavori davanti all'isola di Pellestrina, sempre più in volta, di questa ricarica, di questo rifacimento dei sassi della diga soffolta, in modo da proteggere dalle mareggiate invernali. Si tratta di un intervento finanziato attraverso 3 lotti con 5 milioni di euro. La sua lunghezza sotto acqua si estende per circa 8 chilometri, una bella notizia che arriva ora. Nel frattempo la stagione estiva è pronta a partire anche a Pellestrina e San Pietro in Volta, all'insegna della pulizia e della sostenibilità ambientale. Sono quasi terminati i lavori di pulizia della spiaggia e dei pennelli a Pellestrina e San Pietro in Volta. Tutto questo grazie alle segnalazioni dei cittadini, grazie poi a Veritas, al Comune di Venezia, siamo riusciti appunto a pulire tutto questo legname e plastiche che sono arrivate con le mareggiate invernali. Continuano gli spettacoli al Teatro Aurora di Marghera nell'ambito della rassegna Maggio Musicale. Domani sera alle 21 e domenica alle 16:30 andrà in scena Pagliacci, l'opera lirica di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e per la regia di Bepi Morassi. Lo sport, c'è trepidazione, sono minuti di trepidazione per il calcio, il tifo veneziano. Il Venezia Football Club questa sera con fischio inizio alle 20:30 affronta il Palermo nella semifinale di ritorno dei playoff, con l'obiettivo di passare il turno per raggiungere la finale, continuando ad inseguire il sogno della promozione in Serie A. Stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena tutto esaurito con quasi 11.000 spettatori. A pochi minuti dal fischio d'inizio il pensiero di mister Paolo Vanoli. Mi aspetto come sempre una grande partita con 2 squadre importanti, soprattutto con una cornice di pubblico fantastica. Anche questa volta i tifosi, ho visto le immagini della fila per arrivare a questi biglietti. Questa è la cosa più emozionante, più bella che ci poteva accadere, quindi dobbiamo pensare ad andare in campo, dare il massimo che abbiamo sempre dato quest'anno e cercare sul campo di prendere questi 3 punti senza pensare a quel vantaggio che abbiamo. Per passare il turno i lagunari possono vincere, pareggiare, anche perdere con un gol di scarto in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato, ma il Venezia pensa solo alla vittoria. Quello che ho detto all'andata, quello che serve in questi playoff quando fai andata e ritorno, lucidità mentale, organizzazione e soprattutto spirito di gruppo, è quella che serve quando hai 5 cambi, come è successo a Palermo. Chi è entrato veramente ha tenuto alta la qualità di questa squadra. Ma lo sport non è solo agonismo, facciamo gol alla disabilità, questo è il nome dell'iniziativa che si terrà domani sabato 25 maggio dalle 9:30 al quartiere Pertini di Mestre, torneo di calcio a 5 promosso con le associazioni sportive del territorio e Hauser per una giornata all'insegna dello sport e della musica per favorire l'inclusione. Con i ragazzi e i bambini che vi prenderanno parte anche tante famiglie tra stand e altre iniziative dedicate al sociale. Da Venezia è quindi tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.